Tutto il parco del fiume Sile è incredibile e meraviglioso, però se vuoi avere un incontro ravvicinato del terzo tipo, con le bellezze naturali che presenta, devi venire qui. Questo antico mulino è la porta d'ingresso all'oasi di Cervara, che è l'ultima grande oasi naturale del fiume Sile. La peculiarità dell'oasi di Cervara sono le sue polle di risorgiva. Si può vedere proprio l'acqua che viene fuori dalla sabbia e questo la rende un habitat veramente ideale per moltissime specie che magari in altri ambienti non riuscirebbe a sopravvivere. E poi l'oasi di Cervara è un posto dove è nato un progetto molto particolare. Questo progetto consiste nelle voliere atte ad ospitare coppie di cicogne bianche e dunque ecco che facendole nidificare qui dentro e facendoli figliare, i nuovi nati di cicogna bianca rimarranno qui stanziali. Potranno essere visti dalle altre cicogne migratore che potranno riconoscere in questo luogo un luogo sicuro in cui fermarsi e a loro volta fare altri figli. E poi all'oasi di Cervara c'è la possibilità di vedere loro. Loro sono gli strigiformi, uccelli come gufi, civette o come questo bellissimo allocco. Qui c'è la possibilità proprio di interagire con loro e farsi spiegare la vita di questi magnifici uccelli. Allora, abbiamo visto le cicogne, abbiamo visto l'allocco, ci manca lui, la mascotte di questa oasi, il martin pescatore. Noi non l'abbiamo visto, ma è aperta la sfida. Vieni tu e trovalo. In barca, in canoa, a piedi o in bici. Vieni a visitare il Parco Naturale Regionale del fiume Sile. Sarà un'esperienza indimenticabile. Visita il sito parcosile.it. Uè, Bilbo, allocco,